Siamo qui con Osvaldo Piccolotto e proprio stiamo guardando in questo momento il prato dove abbiamo celebrato la messa con Donaldino, giusto Osvaldo? Sì, il 6 gennaio scorso. Benissimo. A che punto siamo con la Pedemontana? La Pedemontana era un'opera che era partita come una strada locale in progetto di finanza e doveva costare al pubblico 173 milioni. Il resto del denaro doveva essere un'opera fatta con denaro privato della ditta. Si sono accorti circa il 20% dell'opera che le macchine che dovevano giustificare l'opera non ci sono. Ma ad agevolare questa loro presa di coscienza è intervenuta la Corte dei Conti che nel dicembre 2015, loro hanno iniziato i lavori nel novembre 2011, nel dicembre 2015 la Corte dei Conti che ha fatto intervenire tutte le amministrazioni, dalla Cassa Depositi e Prestiti e dalla Banca Europea sugli Investimenti, ne è uscito che le macchine per fare l'opera non ci sono, non c'è un ritorno economico e sociale. Cosa fa la Regione Veneto, Zaia, in seguito? Anziché rescindere il contratto, licenziare la ditta, rivedere il progetto, preferisce invece rifare la convenzione economica. E facendo cosa? Mettendo in capo 12 miliardi e 100 di denaro pubblico che i veneti devono pagare, più altri 300 milioni che i veneti devono pagare, più altri 615 milioni che dovrebbero arrivare dallo Stato. Totale più di 13 miliardi di denaro pubblico. Questo va contro legge, perché la legge obbligava Zaia a rescindere il contratto, senza via di scampo. Lui invece ha preferito andare contro legge e mettere in capo ai veneti queste cifre molto importanti. Attualmente siamo circa a un 30%, secondo l'ultima relazione dell'anticorruzione stilata qualche mese fa, però parliamo solo del corridoio principale. A questo mancano tutte le opere, o buona parte delle opere complementari, sì che l'opera non si sa nemmeno quanto costerà alla fine. Ecco, la situazione è questa ora. Vediamo lì che sventola una bandiera con il leone. Quanto può pagare ancora il Veneto in termini di questa progettualità, di questo sviluppo economico? Allora, la cifra esatta non si sa, più volte l'ha chiesto la Corte dei Conti anche ai responsabili della Regione Veneto e la risposta non è arrivata. Quello che preoccupa è la richiesta che ha fatto Zaia per l'autonomia del Veneto, ma qual è la finalità vera dell'autonomia del Veneto? Quella di avere fondi per fare queste opere? Beh, se questa è la sua finalità, la risposta è no. L'autonomia del Veneto deve essere qualcos'altro e non certo come finalità pagare i debiti che Zaia ha messo in conto a noi solo per la Pedemontana a 41 anni. Come ti immagini il futuro? Qual è il tuo sogno? Un futuro a 5 Stelle dove ci sia una democrazia diffusa, trasparenza. La Pedemontana è riuscita ad arrivare fino a qui perché è stata censurata nelle parti sue più importanti, dalle convenzioni ai progetti a tutto. Quello che poteva censurare è stato censurato, pertanto la massima trasparenza e una utilità del denaro per cose che funzionino, che serva alla gente. Spero che questo tipo di interventi si blocchino immediatamente per salvare il nostro territorio, la nostra economia e il nostro ambiente. C'è ancora la possibilità di rimediare? Sì, c'è un ricorso, ad esempio, che è molto importante contro il terzo atto convenzionale, quello di Zaia. Siamo in attesa proprio a giorni della fissazione dell'udienza. Questo si spera che la magistratura emetta una sentenza giuridica e non politica e possa essere uno stop a questi scempi del nostro territorio. Là in fondo vediamo il Poscola, che con 2 giorni di pioggia il terreno ha perso consistenza ed è sprofondato 25 metri sotto. Più o meno la galleria qui è artificiale, la base siamo a meno 12. Vuol dire che sotto la galleria, in testa alla galleria, c'era sotto una caverna qualcosa ed è sprofondata.
Da qui fino all'inizio della montagna ci sono 800 metri, tutta questa zona è zona di risorgive e loro devono proseguire per altri 800 metri con questo tipo di galleria artificiale prima di entrare sul monte e fare la galleria di 6,5 km. Bene, lì è sprofondata il Pospora. Dall'altra parte della montagna siamo a Malo e c'è stato il 16 aprile del 2016 c'è stato il morto. Perché? Perché anche lì, li avevamo avvisati 2 anni prima, la consistenza della montagna era tale che, fatta la galleria, è crollata la volta e non erano attrezzati per questo tipo di imprevisti.